Questo sui cambiamenti climatici è un tema in realtà che è molto dibattuto, ma noi volevamo affrontarlo attraverso un criterio scientifico. Non ci interessano le opinioni dell'una o dell'altra parte, ma ci interessa soprattutto dare delle risposte oggettive. Per questo abbiamo approcciato questo studio insieme a dei componenti importanti come l'Università di Cantabria, come il Consorzio di tutela del prosecco di OCG, e grazie all'ARPA, ad esempio, e grazie all'incrocio di modelli matematici insieme ai dati che abbiamo raccolto in loco, siamo riusciti, chiaramente all'elaborazione dei nostri relatori e dei redattori di questo studio, siamo riusciti a dare delle chiavi di lettura perché questo territorio possa avere delle risposte oggettive da qui ai prossimi anni. Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e abbiamo però bisogno di dare delle risposte che siano adeguate e soprattutto perfette per quanto riguarda la tipologia del nostro territorio. Questo studio va a fare proprio questo, dare quelle prassi, dicevo prima, quelle chiavi di lettura adeguate, perché conoscere il problema puoi mettere in pratica in azienda, puoi mettere in pratica anche come amministrazione pubblica nella gestione delle infrastrutture, anche il singolo cittadino può mettere in pratica quelle piccole accortezze, quelle piccole cose che però nel momento in cui accade l'evento infausto possono servire a ridurre in maniera importante gli effetti negativi. Ecco, questo è lo scopo principale per quanto concerne la parte, diciamo così, pubblica. Per quanto concerne invece la parte relativa a quella tecnica, per quanto riguarda i viticoltori, lì invece abbiamo voluto dare proprio delle risposte precise. È ovvio che i cambiamenti sono in continua evoluzione e da qui, come diceva lei, a 100 anni l'evoluzione è imprevedibile. Diciamo, è un'evoluzione non ancora nella possibilità dei modelli matematici, però nei prossimi anni possiamo certamente dare il via a quelle prassi agrarie, quelle prassi agricole, che serviranno certamente a dare minori investimenti e migliori risultati per un territorio che rimanga un territorio sempre sano, idrogeologicamente capace di assorbire quegli eventi infausti che purtroppo anche l'anno scorso ne abbiamo visti parecchi e che sempre più stanno martoriando le nostre aziende ma anche appunto le nostre città. Ho coordinato questo progetto che fondamentalmente ha due componenti. Una parte climatica con l'obiettivo di generare fino a fine secolo proiezioni climatiche giornaliere di temperatura e precipitazione che possono servire come base per capire come potrà cambiare in futuro il clima del Trevigiano e poi utilizzare quell'informazione per sviluppare delle strategie di adattamento al cambiamento climatico nell'ambito viticolo, che sono in realtà state poi sviluppate dal Consorzio di tutela del prosecco di OCG. Quindi è stata veramente una collaborazione fra esperti climatici e con il Consorzio per generare evidenza climatica, utilizzarla per proporre strategie di adattamento e un lavoro che è stato finanziato da Banca Prealpi San Biagio e dal Consorzio stesso. Ecco, questo brevemente è stato lo scopo del progetto, e per dire che i dati che abbiamo generato sono pubblicamente disponibili e sono stati anche pubblicati 2 volumi, 2 libricini, e anche quelli sono disponibili anche online.